La via della croce incrocia le periferie del mondo, le ferite dell'umanità e della Chiesa. Il pensiero del Papa tra le luci di migliaia di fiaccole al termine della Via Crucis al Colosseo. Le ferite della Chiesa hanno bisogno dell'unguento delle donne. Nella riflessione alla Via Crucis a Chiavari il Vescovo ha rivolto un appello alle giovani: non sentitevi estranee. In 500 in cammino dietro alla croce nel centro di Chiavari, la Via Crucis dell'Azione Cattolica Ragazzi ha incentivato l'attenzione al prossimo negli ambienti di vita. La storia di redenzione che si compie sulla croce si basa sulla solidarietà. La riflessione del Vescovo nel Venerdì Santo: questo mistero d'amore induce ad adorare Gesù crocifisso. 6 mesi dopo la mareggiata, Rapallo riapre a residenti e turisti. Rimossi gli ultimi yacht incagliati, riaprono anche tutti i locali del lungomare. Inaugurato il tratto lungomare lato Castello. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Oggi sabato santo è giornata liturgica in attesa della veglia pasquale. Un silenzio che arriva dopo i riti del venerdì santo conclusi con la Via Crucis. Il Papa ha presieduto la celebrazione al Colosseo, scandita dalle meditazioni di Suor Eugenia Bonetti, incentrate sul tema con Cristo e con le donne sulla via della croce. Al termine della riflessione del Papa, un discorso dal sapore di preghiera. La sintesi nel servizio di Radio Vaticana. La via della croce incrocia le periferie del mondo, le ferite dell'umanità e della Chiesa. Papa Francesco lo ricorda tra le luci di migliaia di fiaccole al termine della Via Crucis al Colosseo e pronuncia un discorso che ha il sapore della preghiera. Signore Gesù, afferma, aiutaci a vedere nella tua croce le croci del mondo. Francesco indica la croce delle persone affamate di pane e di amore, quella delle persone sole e abbandonate, perfino dai propri figli e parenti. Altre croci sono quelle delle persone assetate di giustizia e di pace, di quanti non hanno il conforto della fede, degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine. La croce, aggiunge il pontefice, è anche figlia della cultura dello scarto, di un mondo che opprime i più vulnerabili e indifesi. La croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici. La croce dei piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza. Un'altra croce è quella dei figli di Dio che, cercando di vivere secondo la parola del Signore, si trovano emarginati e scartati perfino dai loro familiari e dai loro coetanei. A questa si aggiunge la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei nostri peccati e delle nostre numerose promesse infrante. C'è infine la croce della nostra casa comune che appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall'avidità e dal potere. Per tutte queste croci del mondo, Francesco invoca l'unica speranza che salva l'uomo. Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della resurrezione e della tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen. E Papa Francesco presiederà la solenne veglia pasquale questa sera nella Basilica Vaticana a partire dalle 20:30. La diretta TV sarà su Telepace 2 al canale 85. Domani mattina poi il Santo Padre presiederà la Santa Messa di Pasqua in piazza San Pietro a partire dalle 10. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace 2, sempre al canale 85. Alle 12 dal balcone della Loggia Apostolica il Papa presiederà la recita dell'Angelus e impartirà la benedizione Urbi et Orbi. La trasmissione in questo caso sarà su Telepace 1 al canale 15. E in diocesi il Vescovo ha presieduto il rito della Via Crucis a Chiavari. Il percorso, partito dalla Chiesa delle Saline, ha richiamato molti fedeli. In cattedrale il momento conclusivo e la riflessione del Vescovo che si è incentrata sul ruolo delle donne nella Chiesa. Il silenzio della notte interrotto da letture, brevi preghiere e qualche canto intonato nelle varie tappe del percorso. Il corteo si snoda dietro al legno della croce che si erge verso il cielo rischiarato dalla luna. Sono molti i fedeli che percorrono la via della croce a Chiavari partendo dalla Chiesa delle Saline per poi fare sosta in piazza Torriglia, dai frati cappuccini di Viale Tappani in Viale Arata e infine nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Qui li accoglie il vescovo Alberto Tanasini che a conclusione della giornata del Venerdì Santo si sofferma in particolare su una presenza costante in diverse circostanze della vita terrena di Gesù, quella delle donne.
Nel momento del sacrificio sulla croce sono in molti ad allontanarsi, discepoli, amici, qualcuno ha tradito, altri hanno rinnegato, ma le donne restano lì, sotto la croce, a testimoniare la compassione, il coraggio della verità, l'accoglienza. Le donne sono capaci di gratuità, spiega il vescovo, non hanno paura ed insegnano a tutti noi a non cercare l'autorità che ha potere, ma chiedono che ci sia l'autorità che è servizio. Maria diventa quindi il modello non solo per le donne ma per tutto il popolo di Dio. Sotto la croce si scopre la ricchezza per la Chiesa della presenza femminile, la parità fraterna. Da qui l'invito di Monsignor Tanasini a non sentirsi secondarie, posizione che nel tempo ha allontanato troppe donne dalla Chiesa. Questa Chiesa che sta soffrendo, ha concluso, ha bisogno dell'unguento delle donne. È un appello che vi faccio da sotto la croce del Signore. Non permettiamo che le nostre donne, le nostre giovani donne, non si sentano estranee alla Chiesa. Molto della trasmissione della fede dipende da loro, quando sanno raccogliere i valori più profondi che plasmano ogni essere umano. E ieri mattina la Via Crucis dell'Azione Cattolica Ragazzi, che ha richiamato circa 500 giovani della diocesi. Il percorso proposto è stato incentrato sull'attenzione agli ultimi, nell'intenzione degli organizzatori il desiderio di suscitare nei ragazzi interesse per tutte quelle persone escluse o emarginate che si incontrano nella vita quotidiana. Il Vescovo a conclusione del momento ha invitato i giovani ad essere portatori di pace contro ogni forma di violenza. Sentiamo. Oggi qui, davanti a Gesù, vogliamo dire no al bullismo, alla violenza del bullismo? Lo vogliamo dire insieme? No. È un messaggio specifico quello che il vescovo Alberto Tanasini formula ai bambini, ragazzi e giovani radunati nella chiesa di Sant'Antonio a Chiavari al termine della Via Crucis dell'Azione Cattolica. L'invito a sconfiggere ogni forma di violenza, non escludere nessuno, ad essere strumenti di pace nei luoghi che si frequentano, quei luoghi che gli organizzatori del percorso hanno voluto richiamare in un cammino che si è posto in continuità con la Festa della Pace organizzata nei mesi scorsi. I ragazzi sono stati invitati a porre l'attenzione soprattutto ai più poveri, ai reietti, agli emarginati, persone di cui non ci si accorge che tuttavia come noi percorrono le strade del mondo e incrociano i nostri ambienti di vita quotidiana. È un pochino una linea che continua già dalla Festa della Pace, di volerci rivolgere un pochino agli esclusi, a quelli che subiscono una giustizia non giusta, potremmo dire. E abbiamo invece voluto sottolineare che la giustizia di Gesù è quella che guarda alla persona e non all'errore di quella persona. E partendo poi da una citazione che ci eravamo detti tra noi di Don Tonino Bello dei Dropout, abbiamo pensato a chi potessero essere questi dropout, questi esclusi oggi nel 2019, e ci sono venute in mente alcune categorie che oggi sono ritenute escluse, appunto. Quindi lo straniero, il povero, il carcerato e comunque queste persone qua. E nei riti del Venerdì Santo, l'adorazione della Santa Croce che si è rinnovata con la celebrazione in Passione Domini. In cattedrale a Chiavari il Vescovo ha presieduto il momento di preghiera proponendo una riflessione che ha preso spunto dalla narrazione della Passione secondo Giovanni. La storia di redenzione che si compie con la passione, morte in croce di Gesù si basa sulla solidarietà. Il primo spunto di riflessione pronunciato da Monsignor Tanasini durante il rito in Passione Domini presieduto in cattedrale a Chiavari è proprio questo. Nel nostro mondo profondamente individualista, Gesù si fa solidale con noi, non solo assumendo la condizione umana, ma addossandosi le nostre colpe. Un mistero d'amore che nel rito del Venerdì Santo ci porta ad adorarlo sulla croce. Nel racconto della passione dell'Evangelista Giovanni, tuttavia, sono contenuti alcuni elementi sui quali gli altri evangelisti non si sono soffermati, che ci fanno meglio cogliere l'evento. Il primo, ha spiegato il Vescovo, riguarda tutta la narrazione. Per Giovanni la croce è innalzamento, non solo perché viene innalzata tra il cielo e la terra. Gesù, in tutto il racconto, prende in mano la sua vicenda e la guida da Signore. Così, nei Getsemani, nel Sinedrio, dinanzi a Pilato, Gesù è Signore della sua morte per essere Signore della vita ripresa, il risorto. Altri particolari, ha spiegato Monsignor Tanasini, riportano l'evento ecclesiale.
La tunica, giocata ai dadi, è tessuta con un solo gesto, senza cuciture, che non va strappata. Così è la Chiesa, ha detto il Vescovo, che deve essere una, non divisa da discussioni, diatribe e conflitti. Il secondo particolare che solo Giovanni racconta è il dialogo con Maria che sta sotto la croce. In questo evento noi siamo chiamati a vedere la Chiesa che si comincia a costituire come comunità. Maria, le altre donne, Giovanni che stanno sotto la croce sono la Chiesa che nasce dalla croce e nasce dal fatto che ognuno si deve prendere cura dell'altro. Il terzo particolare è il colpo di lancia che squarcia il costato dal quale escono sangue ed acqua. Parlandoci della piaga del costato, ha concluso il Vescovo, ci parla della Chiesa mistica, quella che è sacramentale, che nasce dai gesti che Gesù ha compiuto e che ci ha lasciato. I due aspetti, quello visibile e quello invisibile. E dunque questa sera alle 21 il Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, presiederà la solenne veglia pasquale nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. La celebrazione sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Domani poi, domenica di Pasqua, sempre su Telepace 1, canale 15, trasmetteremo la Santa Messa presieduta dal Vescovo nella cattedrale a partire dalle 10. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla vita della Chiesa di questi giorni, andiamo alla cronaca, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. 8 giovani sono stati soccorsi dal 118 questa notte a Punta Pedale di Santa Margherita Ligure nelle vicinanze della discoteca Covo di Nord-Est. 7 giovani sono stati medicati al pronto soccorso di Lavagna, uno è stato trasferito al San Martino di Genova per trauma facciale. Si tratta di minorenni, alcuni sono stati soccorsi perché in stato di ebbrezza, altri a causa di una rissa poi proseguita lungo le strade di Santa Margherita Ligure. L'intervento ha tenuto impegnati soccorritori e forze dell'ordine per tutta la notte. E minaccia di morte l'ex moglie e il suo compagno dentro un esercizio pubblico. Per questo motivo un 58enne è stato arrestato dai carabinieri a Seste Levante. L'uomo, che ha precedenti, era stato sottoposto al divieto di avvicinarsi alla donna. Invece ha inseguito la moglie, l'ex moglie e il compagno fino all'interno del negozio di lei, generando nei due uno stato di ansia e timore. Terminati gli interventi alle condutture sotterranee, ha parzialmente riaperto via Damiano Chiesa a Chiavari. È stata liberata la corsia di accesso a via Orsi, permettendo così il transito veicolare verso via Gastaldi. Dopo le feste partiranno ulteriori lavori per l'installazione di una vasca di decantazione e altri interventi di pulizia dei condotti lungo via Piacenza. Infine c'è una novità che riguarda piazza Gagliardo, ovvero piazza dei Pescatori. È stata firmata un'ordinanza che vieta la sosta e l'accesso a ogni categoria di veicoli dalle 10 alle 20 nei giorni prefestivi e festivi a partire dal 16 di maggio fino al 14 di giugno. E si sono conclusi gli interventi di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza dell'Arenile e delle relative infrastrutture a Renà, siamo a Sestri Levante. La violenta mareggiata del 29 ottobre scorsi aveva demolito la scogliera di contenimento della piazzetta Belvedere ed eroso fortemente la strada di via Vespucci, unico accesso carrabile alla frazione. Si è concluso anche l'intervento di ripascimento stagionale dalla foce del torrente Petronio con un apporto sull'Arenile di Renà di oltre 2.500 metri cubi di sabbia con relativa sistemazione e livellamento. Gli interventi sono stati conclusi in tempo per consentire a tutte le attività commerciali della zona di riprendere la propria attività con l'inizio della stagione turistica a partire dal periodo pasquale a cui seguono i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. I lavori di messa in sicurezza e difesa della costa e dell'abitato di Renà riprenderanno poi a settembre prossimo a stagione balneare conclusa. E a Rapallo adesso è tutto pronto per festeggiare la Pasqua. Per la città sono giorni di rinascita dopo la mareggiata di fine ottobre scorso. Tolti gli ultimi yacht incagliati, hanno riaperto anche i locali del lungomare. Facciamo il punto nel servizio. Ha riaperto questa mattina la passeggiata lato Castello, ora il lungomare fruibile. Il tratto recuperato per i pedoni è quello davanti all'intervento concluso sul torrente San Francesco, vale a dire la prima parte del primo lotto. Una buona notizia per rappallesi e turisti che ieri sera hanno già potuto ammirare il golfo senza imbarcazioni spiaggiate per la prima volta dopo 6 mesi dalla mareggiata. Certo, c'è ancora tanto lavoro da fare. Intanto martedì si terrà in comune un nuovo vertice sulla questione dell'attracco dei battelli. Deve essere infatti realizzato
realizzato un canale d'accesso temporaneo al molo Duca degli Abruzzi, ma servono almeno 3 metri di fondale che ad oggi non ci sono. Dopo le festività pasquali, probabilmente ai primi di maggio, partirà la ricostruzione del molo De Laurentiis, l'approdo pubblico cittadino. Ora, la situazione per il Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio non è per niente positiva. Abbiamo avuto un crollo, spiega il presidente Sergio Michelini, soprattutto sulle prenotazioni. In questo periodo, infatti, il traffico dei battelli è concentrato su Santa Margherita Ligure. L'attracco al Duca degli Abruzzi potrebbe essere già possibile ai primi di maggio, martedì sarà l'occasione per cercare conferme. D'altra parte, aggiunge Michelini, tutti gli operatori turistici locali sono in difficoltà, si perdono numerose prenotazioni e non mancano anche in questi giorni i gruppi che disdicono. Tuttavia la città dà segno di voler ripartire, le persone affollano il centro e il lungomare, asfaltato da poco, ha riaperto anche il locale simbolo della devastazione di fine ottobre, il Sapore di Mare, gestito da Ahmed Jasser Ibrahim, ricostruito anche grazie alla raccolta fondi promossa dal Tigullio Non Molla. Negli alberghi, sottolinea infine Aldo Verdin, presidente UGAL, non si arriverà quest'anno ad un boom di presenze. Le prenotazioni hanno avuto un'impennata soltanto in questi ultimissimi giorni. Ripartite, dopo l'attesa riapertura della 227, hanno avuto un blocco per via del meteo. Tanti, conclude infine Verdin, i turisti di passaggio che faranno tappa nel Tigullio. E anche Santa Margherita Ligure è pronta a festeggiare la Pasqua e l'inizio della bella stagione. Sono terminati i ripristini post mareggiata sul litorale e lungo la passeggiata. I giardini a mare sono stati risistemati, così come le ringhiere e le sedute, così anche la pavimentazione di ghiaia. I lavori in via 25 aprile sono terminati, mentre la breccia nel porto è stata richiusa. La passeggiata a mare da Piazza del Sole a Corte è tornata percorribile ed accogliente. A Santa Margherita Ligure dunque sotto il sole di questi giorni esordito la stagione nel migliore dei modi. E ATP conferma il servizio della linea 82 tra Santa Margherita Ligure e Portofino da domani fino al 1° di maggio. Il bus funzionerà a pieno regime senza alcun taglio o cambiamento di orario. La media di una partenza ogni quarto d'ora sarà mantenuta e nella giornata del 1° maggio sarà allestita una linea speciale 882. Dopo la riapertura della 227, spiega l'azienda, le corse sono state prese d'assalto con una media di oltre 5.000 passeggeri alla settimana. Tra le novità ci sarà anche un maggior incremento dei controlli a bordo. E martedì prossimo alle 21 verrà acceso il falò di San Giorgio in piazzetta a Portofino. Le fiaccole saranno portate dai bambini del paese. La cerimonia religiosa avrà inizio alle 18 con la Santa Messa presieduta dal rettore del santuario di Nostra Signora di Montallegro, Don Gianluca Trovato, nella chiesa del Divo Martino. La penolla che troneggia sul falò, issata ormai da giorni in piazza Martiri dell'Olivetta dallo stesso sindaco Via Cava, come ogni anno dovrà cadere verso il mare per essere di buon auspicio. Più controlli nelle stazioni ferroviarie in questi giorni di festa e maggiore afflusso turistico, lo annuncia il compartimento della Polizia Ferroviaria per la Liguria. Ogni giorno saranno attivi in media 106 operatori e 50 pattuglie in stazione e a bordo treno. Saranno inoltre disposti servizi anti-borseggio in abiti civili e la presenza sui convogli notturni a lunga percorrenza. Novità anche sul fronte viario, Autostrade per l'Italia e SALT hanno garantito la sospensione di tutti i cantieri sulle proprie tratte nel corso dei ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio e dei fine settimana estivi. Il provvedimento fa parte delle nuove procedure operative approvate dal prefetto. Una tregua importante visto l'alto numero di cantieri aperti su tutta la rete autostradale che aveva dato adito a polemiche nelle scorse settimane. Ma che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Lo abbiamo chiesto ai previsori del Centro Meteo Ligure. Sentiamo. Saranno una giornata di Pasqua e una prima parte di quella di Pasquetta tipicamente primaverili, con assenza di precipitazioni e cieli velati per il passaggio di nubi alte in arrivo dal Nord Africa e per questo cariche di sabbia del deserto. Le temperature sulla costa supereranno i 20 gradi, qualche punto più basso nell'entroterra ma con valori non troppo distanti. La Pasqua passerà sotto un cielo alto e lattiginoso a causa del transito di velature da sud verso nord. Il cielo risulterà anche un po' fosco per la presenza di sabbia
sahariana in sospensione. Non saranno comunque previste precipitazioni e il sole riuscirà a filtrare attraverso queste nubi alte. La giornata sarà quindi godibile con temperature massime attorno ai 20 gradi lungo le aree costiere, tra i 15 e i 17 nelle aree interne. Ventilazione moderata da nord-est e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Se per la giornata di Pasqua dunque il meteo non riserverà sorprese, diversa la situazione per Pasquetta. La pioggia farà la sua comparsa solo nel tardo pomeriggio, quando potrebbe accompagnare il rientro di chi avrà passato il lunedì dell'Angelo insieme agli amici sui prati o percorrendo qualche sentiero dell'entroterra. Scampagnate dunque assicurate, ma i ritardatari sono avvisati. La Pasquetta inizierà con qualche raggio di sole nella prima parte della mattinata. Dalla tarda mattinata rapido aumento della nuvolosità su tutto il territorio ligure, con le prime piogge che arriveranno nel tardo pomeriggio. Si tratterà di deboli precipitazioni. Piogge più consistenti arriveranno solo in tarda serata. La ventilazione sarà forte dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 80 km/h nelle aree più esposte. Il mare sarà generalmente stirato sotto costa e molto mosso al largo e le temperature saranno in lieve calo con punte massime attorno ai 17-18 gradi lungo le aree costiere e tra i 15 e i 16 gradi nelle aree interne. E anche nelle 3 strutture ospedaliere della ASL 4 e nella RSA di Chiavari verranno serviti pasti speciali nel giorno di Pasquetta all'insegna dei prodotti tipici della tradizione ligure. All'iniziativa hanno aderito tutte le strutture ospedaliere da La Spezia a Sanremo. Tra i piatti tipici che saranno serviti a pranzo e a cena, i crosetti con pesto di pinole e maggiorana, la torta pasqualina e i canestrelli. Nella nostra agenda adesso gli appuntamenti in programma per questo ponte pasquale. Vediamo. Appuntamenti in agenda per domenica 21 aprile. A Rapallo, nei Giardini Verdi, va in scena l'Antico, mostra mercato di antiquariato e modernariato organizzato dall'Associazione Culturale Antiquarte. Bancarelle allestite dalle 7 alle 19. A Sestri Levante dalle 9 alle 19 fino al 25 aprile Mercatino dell'Artigianato in via Asilo Maria Teresa, iniziativa a cura dell'Associazione della Creatività di Sestri Levante. Prosegue fino al 22 aprile nel Parco di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure l'Erba Persa, mostra mercato di florovivaismo, prodotti naturali e artigianato. Dalle 10 alle 19 anche conferenze, laboratori e show cooking. Apertura dell'uovo gigante di Pasqua a Rapallo, ritrovo per grandi e piccini alle 10:30 al chiosco della musica. Concerto di Pasqua della Filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita Ligure alle 11 in piazzetta Sant'Erasmo nel quartiere di Corte, dirige il maestro Alessandro Cardinali. Pasqua di morte e risurrezione, il titolo del concerto che l'Associazione Culturale Simon Boccanegra propone alle 17 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Sul palco i solisti dell'Orchestra Chiavari Classica con il soprano Rossella Paradiso. Concerto di Pasqua anche nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure alle 21 il Genova Vocal Consort e l'Orchestra Società dei Concerti eseguiranno lo Stabat Mater di Haydn e il concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra di Mozart. Alle 21 all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo spettacolo finale del Masterclass di canto lirico e perfezionamento vocale organizzato da Rapallo Opera Festival. Appuntamenti per lunedì 22 aprile. 4 passi nella storia, escursione guidata alle Rocche di Sant'Anna alla scoperta della viabilità antica di Sestri Levante. Ritrovo alle 10 alla biglietteria del Museo Archeologico e della città. A Rapallo tradizionale concerto di Pasquetta del Corpo Bandistico Città di Rapallo con aperitivo finale. Appuntamento alle 11 al chiosco della musica. Concerto dell'Orchestra di Rapallo Gian Sibelius nella Basilica di Santi Gervasio e Protasio, inizio alle 16. Alle 17 nell'Auditorium della Filarmonica di Chiavari l'Orchestra Barocca La Superba proporrà il concerto Vivaldi Sacro per la Pasqua di Resurrezione. Appuntamenti in agenda per martedì 23 aprile. A Zoagli è in programma una visita guidata a Villa Vicini, ritrovo alle 10 in piazza 27 dicembre. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 nei locali di Villa Queirolo. Massimo Bacigalupo affronterà il tema Società e letteratura nell'Irlanda del Novecento. Prosegue il corso di cultura genovese alle 16:30 nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, incontro con Cesare Dotti che terrà una conferenza dal titolo A tavola con Garibaldi e
Mazzini. In occasione delle 5 tappe liguri del progetto Un mare di gioia, una scuola di vita, periplo a vela da Sanremo a Trieste con i ragazzi affetti da autismo, alle 18 nella sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata di Seste Levante si terrà la presentazione del romanzo Vite sottosopra di Andrea Contini, ideatore di Pole Pole. La rappresentazione è il primo appuntamento in programma della rassegna Teatri di Levante 2019. Infine alle 21 al Circolo Virgola di via Santa Vittoria a Sestri Levante, spettacolo teatrale Resistenze, Aldo dice 26x1, portato in scena dalla compagnia del dopolavoro Stadera di Milano, iniziativa a cura dell'Ampi cittadina. È mancato Eugenio Cuneo, da tutti chiamato Gino, fratello del nostro amico e collaboratore Bruno Cuneo. Aveva 81 anni e era ospite della casa di riposo Arcobaleno di Castiglione Chiavarese. Nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino questa mattina è stato celebrato il funerale. Alla moglie Ivana, alla figlia Francesca e ai fratelli Bruno e Bertino vanno le condoglianze e la preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace. In chiusura allo sport sono ripresi questa mattina gli allenamenti al Comunale di Chiavari per la Virtus Entella in vista della partita di martedì prossimo contro il Piacenza. La gara vale la stagione, i biancocelesti sono chiamati ad una prestazione intensa. Tra le due squadre c'è un solo punto di differenza a 3 gare dalla fine del campionato di Serie C. Intanto torniamo sulla vittoria dei biancocelesti contro l'Arezzo giovedì. Sentiamo. Davanti a più di 2000 spettatori l'Entella batte 2-1 l'Arezzo e si presenta in vantaggio di un punto allo scontro diretto che probabilmente deciderà il campionato di martedì prossimo al Garilli contro il Piacenza. Entella motivata ha approcciato bene la partita sbloccando il risultato al 26esimo minuto grazie al gol di Simone Iocolano, schierato nuovamente dal mister Boscaglia dopo che nelle ultime partite era stato relegato in panchina. Nella seconda frazione i biancocelesti hanno provato a ragionare e a gestire il gol del vantaggio, ma Arezzo ha trovato il guizzo che ha portato l'1-1. Era il momento forse più difficile della stagione, con il Piacenza che aveva trovato il gol del pareggio a Lucca. L'Entella psicologicamente era a spalle al muro, ma ha trovato il gol pesantissimo della vittoria col numero 4 Francesco Belli, che ha fatto esplodere lo stadio di via Gastaldi e ha regalato 3 punti di fondamentale importanza all'Entella. La squadra ha avuto una grande reazione, da grande squadra, da quella che non ci sta, e quindi è stata veramente brava a reagire, a procurarsi la palla del 2-1. E l'unica pecca è che poi la partita dobbiamo chiuderla, perché fino alla fine una squadra come l'Arezzo te la può pareggiare. Noi abbiamo fatto 3-4 ripartenze in superiorità numerica in cui abbiamo, secondo me, sbagliato. E quindi l'unica cosa negativa è questa, ma la squadra oggi ha fatto una grande partita contro una grandissima squadra. Questo è un bel gruppo, ci sono tanti giocatori che potrebbero fare i titolari in tantissime squadre. Nelle ultime sfide non è ripartito titolare, chiaramente questa sera hai dato una risposta molto importante anche sotto questo profilo. Sì, è il gioco del calcio, questo è... Quando capita di trovarsi in delle rose, in delle squadre, in dei gruppi con tanti giocatori forti, ci può stare riposare, ci può stare una scelta del mister. Il nostro compito, mio, ma come lo è stato anche per altri ragazzi, è quello di farsi trovare pronto poi nel momento in cui si viene chiamati in causa. Oggi era il mio momento, come lo è stato per altri ragazzi nel corso della stagione, ma secondo me è questo che fa la forza di un vero gruppo. E con lo sport si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna martedì mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Da parte di tutto lo staff di Telepace, gli auguri di una serena e felice Pasqua a tutti. Buon proseguimento di serata.